Cari telespettatori, ben ritornati in collaborazione con l'ANCI del Veneto, ovvero i comuni della regione del Veneto. Parliamo di economia. Ricordiamo all'inizio, cerchiamo di farlo perché poi siamo stati anche sollecitati in questo senso, le scadenze che ci sono, poi lo faranno anche i nostri sindaci presenti che adesso vi faccio conoscere. 24 gennaio mini IMU, questa è la prossima scadenza, poi ci sono anche altre cose che devono essere ricordate, ma giustamente molti che non hanno l'opportunità magari di uscire, persone anziane o di leggere i giornali quotidiani, tante volte possono anche dimenticarsi questo, invece è bene ricordarlo. Non per tutti vanno fatti dei distinguo, capiremo anche il perché, questi soldi, queste destinazioni dove vanno, quali sono le finalità e soprattutto parliamo della situazione economica che stanno vivendo i nostri comuni, le difficoltà che debbono affrontare e conseguentemente i servizi che riescono oppure possono non riuscire ad erogare, quali sono anche le ragioni. Allora, protagonisti odierni, vi presento i nostri ospiti, sono Egidio Ceconello, ben ritornato del direttivo dell'ANCI, sindaco di Pozzoleone. Grazie a voi. Grazie, che lei, un comune comunque sotto i 3.000 abitanti. 7.000 E quindi 2.900. Come? 2.900. 2.900 abitanti, benissimo. Andrea Recaldin, consigliere comunale a Piove di Sacco, del direttivo sempre dell'ANCI, grazie. Buongiorno anche a lei di essere arrivato. Ben ritornata Elisa Venturini, sindaco di Casalserugo, direttivo ANCI. Grazie mille, buona anche giornata. a lei. E Renato Marcon, anche lui ben ritornato, sindaco di Piazzola sul Brenta, anche lei sempre del direttivo dell'ANCI. Allora, vediamo un attimo un po' di fare una panoramica, di capire qual è la situazione. Parliamo, con tutto il rispetto per le signore, facciamo un giro così, che così diamo... partiamo da un comune che magari può essere piccolo, che però se non sbaglio entrano anche nel patto di stabilità, quindi devono sottostare a determinate condizioni, eccetera. Cosa ha visto cambiare e se poi di conseguenza i cittadini, perché poi chi ci ascolta sono sempre i cittadini che devono fare i conti con i propri denari che hanno o che non hanno e con i servizi che possono essere erogati con questa nuova legge di stabilità. Anche il nostro comune è entrato nel patto di stabilità dal 1 gennaio 2013. E vi è cambiato qualcosa? È cambiato totalmente. Quindi. Potrei fare un esempio: noi avevamo delle opere pubbliche in corso d'opera che abbiamo terminato nel 2013 e che però adesso non riusciamo a pagare chi ci ha costruito appunto queste opere. Questa la trovo una cosa assurda perché chiaramente noi i soldi in cassa li abbiamo. Perché se siamo andati in gara, siamo andati in appalto, dovevamo per forza di cosa avere i soldi, perché questo lo prevede la legge, insomma. Quindi noi siamo chiamati in questo caso a non pagare le imprese e a metterle in difficoltà di fatto, avendo i soldi in cassa. Anche questa credo che sia un'assurdità. Quindi per esempio questo discorso che i pagamenti che sono fondamentali... Il nostro comune, il patto di stabilità funziona che si ha una capacità di spesa. Noi comuni piccoli, presumo che siano così tutti quelli sotto i 5.000 abitanti, la nostra capacità di spesa per il 2013 data dal nostro bilancio era zero. Quindi noi siamo riusciti a pagare, quei pochi fornitori siamo riusciti a pagare solo con le deroghe, quindi la deroga al patto verticale regionale e il decreto nazionale per i debiti arretrati delle pubbliche amministrazioni. Solo con quelli siamo riusciti a pagare, a dare degli acconti alle imprese che nel frattempo, ripeto, ci avevano terminato i lavori. Quindi per i comuni piccoli, ma presumo che sia così anche per quelli grandi, il rispetto del patto di stabilità significa bloccare totalmente il comune, significa in prospettiva, perlomeno quest'anno e nei prossimi anni, non riuscire a fare più nulla, ma anche quelle piccole opere necessarie, significa asfaltare la strada e che tra l'altro sarebbero tutte quelle piccole interventi che darebbero lavoro alle imprese locali, tra l'altro. Ecco, i cittadini che ragione se ne devono fare? Beh, questo è qualcosa che il cittadino normale ha grande difficoltà a capire, anzi non riesce a capire. Infatti quello cerchiamo sempre di spiegarlo perché... Non riesce a capire poi... perché dite, ma perché non fate quell'intervento? Perché poi vengono da noi, siamo il front office, no, dei cittadini, vengono da noi appunto a segnalarci che c'è una strada da asfaltare, ma dico una banalità, magari quella della strada, ma altri piccoli interventi, manutenzione alle scuole e così via, che noi capiamo che si devono fare ma non possiamo farlo, oppure dobbiamo trovare un'impresa partendo dal presupposto nel dirgli guarda che tu ci fai l'intervento ma poi ti pagheremo, non lo so, fra un anno, fra due. Ho capito, quindi questa è una cosa che prescinde da voi, bisogna che i cittadini in qualche modo la capispiamo, a fronte però in ogni caso di una tassazione che dovete applicare. Esatto, in questo caso noi, visto che lei accennava prima alla minimo, noi abbiamo da sempre applicato la tariffa base, sia per la prima casa, sia per le aree artigianali, sia per i terreni agricoli, quindi nel caso specifico noi come Comune di Pozzoleone non abbiamo la scadenza del 24 gennaio per quanto riguarda la minimo.
Già qualcosa. La situazione vostra, come la vede? Poi anche lei che comunque la vision dal direttivo, insomma. Sì. Ma il problema nasce tutto nel 2013, l'anno scorso, quando il governo tra giugno e luglio decide di sopprimere l'imposta, per quanto riguarda almeno l'IMU, sull'imposta municipale sulla prima abitazione e quindi di compensare tutti i comuni che nel 2012 applicavano l'imposta. Quindi a settembre, con un decreto legge 102, dà una quota di questo gettito ai comuni, lasciandosi libere le mani per la restante parte verso dicembre. Il problema però appunto sorge tra ottobre e novembre, quando secondo il calcolo del governo mancavano circa 450 milioni di euro a tutti i comuni. E a quel punto scatta appunto la cosiddetta minimo, il decreto che sancisce la minimo. Che cosa succede praticamente? Succede che il governo decide di compensare una parte dei comuni, ma dell'aumento rispetto all'aliquota standard impartito ai comuni, lasciando l'altra parte, il 40%, da cui appunto la minimo, al contribuente. Questo per i comuni ovviamente che hanno aumentato rispetto all'aliquota standard, diciamo così, l'imposizione fiscale. Si tratta di circa 2.400-2.500 comuni in Italia. Il problema qual è? È che da un punto di vista veramente tributario ci sono anche cifre praticamente irrisorie, per cui sotto i 12 euro ad esempio il pagamento non è dovuto per i contribuenti, quindi sopra i 12 euro invece è dovuto, per cui in tanti casi in alcune città, soprattutto magari in città grandi, abbiamo la fila di persone che vanno a pagare questi 13-14 euro per una mancanza, diciamo così, di copertura finanziaria da parte del governo, che invece nei primi mesi dell'anno del 2013 aveva garantito il totale rimborso. Esatto, sì. questo è un Il altro problema è stato appunto che verso la fine appunto dell'anno i conti non sono tornati e quindi c'è stata la necessità di, diciamo così, applicare questa minimo. Il problema che poi si pone ancora maggiormente per il 2014, quando entrerà in vigore la nuova imposta che si aggiunge per le seconde abitazioni all'IMU, perché molti stanno confondendo le cose, cioè la IUC, la nuova imposta, è sulle prime abitazioni, ma l'IMU continua a gravare sulle seconde. Esatto, questo bisogna ricordarlo. Fantastico, vediamo di parlare di questo. C'è un attimo una telefonata, se non sbaglio. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, da dove chiama? Chiamo da Pordenone, sono Giorgio. Sì, signor Giorgio, dica. Io vorrei dire ai signori là, però che noi ormai non ne possiamo più a sentire solo chiacchiere, perché noi siamo delle pezze da piedi a favore di loro. Invece deve essere il governo a favore del popolo, perché siamo noi che manteniamo il governo, questi 4 delinquenti che ti governano. Siamo stanchi a sentire solo chiacchiere. Noi non ne abbiamo più soldi da tirare fuori. Inutile di fare leggi e sopra leggi, di far tirare fuori i soldi dalle tasche dei cittadini, che non ce n'è più. Siamo stanchi. Va bene, chiarissimo. Va bene, la ringrazio del suo... Grazie. Elisa Venturini. Ma partiamo da questo presupposto che ad un sindaco non fa certo piacere aumentare le tasse. Partiamo da questo presupposto. E i sindaci devono fare i conti con la loro situazione economica finanziaria che varia da comune a comune e anche in relazione al tributo che si fonda sul patrimonio immobiliare, quindi sulla casa, al patrimonio immobiliare presente nel comune. Quindi ci possono essere dei comuni che hanno tante seconde case, per dirle in termini semplici, ci sono dei comuni che hanno tanti capannoni, per cui possono avere anche un certo tipo di introito con l'IMU proprio con riferimento a questo patrimonio. Ci sono altri comuni che invece non possono godere di questa possibilità, per cui magari devono caricare sulla prima casa. Quindi nel fare le scelte un sindaco deve tener conto della situazione complessiva che lui ha, dal patrimonio che ha e dai servizi che dà nel proprio comune. Detto questo, quindi che è il contesto di partenza, vengono fissate poi le aliquote nella fattispecie per quanto riguarda l'IMU. Adesso noi ci troviamo, il mio comune è uno dei comuni che deve pagare l'IMU prima casa. Quanti abitanti? 5.500. Anche noi abbiamo il patto di stabilità da sempre, quindi pur essendo un comune piccolo il nostro, perché ha 5.500 abitanti,
in realtà ci dobbiamo comportare come Milano, come Torino, come qualsiasi altro comune più grande di noi, con dei parametri che diventano difficilissimi da osservare e da raggiungere. Quindi sono in difficoltà i piccoli comuni che adesso si devono attrezzare per cercare di raggiungere gli obiettivi programmatici e hanno meno di 5.000 abitanti. Pensate noi che da sempre abbiamo il patto di stabilità, quindi questi vincoli di spesa, e abbiamo 5.500 abitanti, quindi è stato sempre, e ogni anno è sempre peggio, tra l'altro, nel raggiungere questo obiettivo. Quindi noi ci troviamo questa difficoltà del patto di stabilità e poi abbiamo anche questo problema che adesso, dico, il mio comune 5.500 abitanti, ci troviamo a dover pagare la mini IMU, c'è questa difficoltà che sto tentando anche di spiegare ai cittadini, perché in realtà il cittadino dice: ma come? Nel comune vicino a me non si paga e a Casalserugo si paga, ma perché Casalserugo ha aumentato l'aliquota dell'IMU prima casa? Perché in relazione al nostro patrimonio immobiliare ci conveniva aumentare l'IMU della prima casa, non l'abbiamo portata al massimo, abbiamo tenuto entro determinati livelli e tra l'altro quando noi abbiamo deciso di aumentare l'aliquota dell'IMU prima casa c'era anche l'orientamento che lo Stato coprisse interamente l'imposta, quindi l'importo relativo alla prima casa, quindi i cittadini non dovevano pagare niente. Poi è venuto fuori in un secondo momento, quando i comuni avevano già deciso di aumentare l'IMU della prima casa, che il contribuente dovesse sobbarcarsi questo 40%. Quindi vorrei far capire ai cittadini la difficoltà che noi abbiamo come amministratori locali in questo momento storico dove non abbiamo delle regole certe, ed è questo il problema di fondo. Per cui noi ci troviamo a dover decidere per una situazione che è in continuo divenire, che cambia di giorno dopo giorno. Quindi oggi decidiamo questo in base a determinate regole, domani mattina le regole cambiano. E noi dobbiamo far fronte alla situazione, garantire il pareggio di bilancio, cercare di rispettare gli obiettivi del patto di stabilità e lo stesso riuscire a dare delle risposte ai cittadini. Quindi capisco bene la telefonata che mi arriva a casa, che arriva da casa dicendo siamo stanchi di pagare, e anche noi sindaci siamo di cittadini che paghiamo, quindi anche noi siamo stanchi di pagare. Il più è che noi abbiamo anche la responsabilità che per scelte che prende il governo noi ci mettiamo la faccia, perché siamo noi sul territorio. Quindi gli insulti che mi devo prendere io come sindaco perché mi trovo a dover far pagare la mini IMU, che sono determinati da scelte del governo centrale. Ecco, questa è la situazione paradossale che stiamo vivendo. Scelte peraltro, come si diceva, in corso d'opera modificate, per cui che vanno a compromettere anche certi equilibri, immagino, perché poi i comuni devono fare dei bilanci e non ci stanno, oppure ci stanno, però avrebbero potuto fare azioni diverse, no? Cosa dice? Il tema è sostanzialmente quello che di fatto lo Stato non rispetta quello che costituzionalmente invece sarebbe previsto, cioè dell'autonomia e della responsabilità dei comuni, perché i due concetti, autonomia e responsabilità, dovrebbero andare sempre di pari passo. Invece lo Stato pretende responsabilità senza concedere però autonomia. Sono state dette sostanzialmente le cose. L'incertezza regna sovrana, la variabilità delle disposizioni normative è quotidiana e quindi in base a che cosa si prendono decisioni. Noi per esempio sul tema della mini IMU già nel 2012 ci siamo assunti la responsabilità di aumentarla sulla prima casa. Perché? Perché noi ritenevamo che, essendo Piazzolo sul Brenta un comune con un tessuto produttivo debole, abbiamo preferito non aumentare, come hanno fatto la gran parte dei comuni, l'IMU sulle attività produttive. Così come pure un'altra leva su cui si poteva spingere era l'addizionale IRPEF. Alcuni comuni l'hanno portata al massimo, noi abbiamo ritenuto di non portarla al massimo. Perché? Perché alla fine della giostra l'IRPEF a pagarla sono sempre i soliti. Allora noi, assumendoci la responsabilità e andando a spiegare la cosa ai nostri concittadini, naturalmente con le difficoltà a cui è stato fatto riferimento, comunque abbiamo preso questa decisione. Dopo, come diceva Recaldin, sulla vicenda della prima casa è successo di tutto e di più, perché saranno sì e no 10 giorni che abbiamo la certezza che questa è la strada da seguire. Fino a 20 giorni fa, per esempio, sembrava, la mia fonte era ANCI Veneto, il direttore Menara, che naturalmente a sua volta aveva la fonte dell'ANCI nazionale, che eventualmente a dover pagare la mini IMU dovevano essere i comuni che, lasciatemi passare il termine un po' furbescamente, avevano aumentato l'IMU nel 2013 dopo che si era sentito dire che lo Stato avrebbe rimborsato l'IMU prima casa. Perché dopo alla fine siamo italiani su queste cose, no? Comunque al di là di tutto, perché poi ogni sindaco si assume la sua responsabilità nei confronti dei propri concittadini, quello che è sinceramente antipatico
ma su questo io confido sempre che nel rapporto quotidiano che ciascuno di noi comunque riesce ad avere con i propri concittadini, perché credo che non ci sia giorno che un sindaco o un consigliere comunale non parli con un proprio concittadino e quindi le cose le riusciamo anche a spiegare. Quello che diventa estremamente antipatico, utilizziamo questo termine un po' elegante, è che lo Stato non rispetti la Costituzione nel rapporto con i sindaci, nel rapporto con i comuni, Bravissimo. non tanto con i sindaci in quanto persone, ma con i sindaci in quanto rappresentanti della comunità locale, eletti, si dice, direttamente dai propri concittadini, che quindi devono direttamente rispondere delle proprie azioni. Se devono direttamente rispondere delle proprie azioni, dovrebbero avere anche l'autonomia per poter prendere delle decisioni. Fermo restando il principio sacrosanto del pareggio di bilancio e così via, che sono senz'altro, come dire, concetti importanti e usiamo questo termine sacrosanto, però l'autonomia o c'è, altrimenti non sei sindaco, sei qualcos'altro. Ecco, lei ha toccato un tema che è molto importante, qui anche voi avete sottolineato l'attenzione, che secondo me è importante anche ritornarci sopra, perché qui stiamo toccando dei principi costituzionalmente sanciti. Già siamo andati a votazioni, quindi viviamo di un governo che poi risulta essere illegittimo, perché se la consulta si è espressa che le modalità di voto e quindi la legge elettorale non andava bene, se dobbiamo risalire ai principi manca il fondamento. Adesso qui ci muoviamo su una legislazione fiscale che grava sui cittadini, che va a ledere dei presupposti che sono sanciti dalla Costituzione, quindi ci sono alcune pedine che non quadrano. E non quadra soprattutto il fatto, e molti telespettatori molte volte ce lo sottolineano, ed è evidente che noi comunque, voglia o non voglia, ci troviamo in Europa. Allora, l'Europa dobbiamo seguire determinati diktat che per noi sono anche molto molto pesanti, però non rientriamo nell'Europa in queste cose che sono fondamentali, dove non sono assolutamente accettabili per altre realtà che esistono in comuni di altri paesi, perché se parliamo della Francia, della Germania, dove sono realtà anche importanti. Torniamo su questi aspetti in modo che da poter capire meglio anche cosa ne pensano i nostri ospiti in studio, che come vedete sono di realtà diverse del territorio veneto e anche di idee diverse, però di fatto sindaci sono e sono a stretto contatto, comunque consiglieri comunali, con le persone. Tra poco, dopo la pubblicità.